Bene, eccoci tornati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match che dedichiamo a un periodo storico sicuramente significativo, non solo per l'Italia ma anche un po' per tutta Europa. Parliamo degli anni 1848-1849 e Ermanno, parliamo di quelle che sono state delle rivoluzioni, delle ribellioni, diciamo così, che hanno interessato anche... No, non sono ribellioni. Perché non era la ribellione quando c'è un governo consolidato dove qualcuno naturalmente vuole cambiare il sistema. Lì è esattamente il contrario, siamo in un momento in cui la rivoluzione dopo post-napoleonica mette l'Italia in crisi e naturalmente gli italiani vogliono tornare alla vita normale, ma la vita normale non c'è più. Perché sono arrivati i Savoia, che con l'Italia non c'entrano niente perché sono francesi, sono arrivati gli austriaci a Venezia, così vale per tutta l'Italia e per esempio il Ducato di Firenze è in mano alla moglie di Napoleone, scusi, primo, che era figlia dell'imperatore dell'Austria, e di conseguenza questa spartizione dei territori con governi che non sono autoctoni ma sono o governi di altre nazioni, francesi, austriaci, eccetera, questo naturalmente fa sì che la popolazione non accetti sostanzialmente questo tipo di governo, anche perché è un governo di sfruttamento, cioè la gente non vive per collaborare, per creare un certo tipo di economia, un certo tipo di civiltà. Vengono sfruttati da gente che viene da fuori e quindi sono colonizzati. L'unità d'Italia fu una forma di colonizzazione. Purtroppo sarebbe stato utile unificare l'Italia, naturalmente come federazione di stati, piuttosto che come un regno di Sardegna, come è stato fatto poi. Ma di questo ne parliamo appunto con dei nostri ospiti che ci racconteranno la faccia reale di quella che è stata chiamata l'unità d'Italia. Ecco, certo. Quali sono i punti critici dove effettivamente gli italiani non ebbero nulla da guadagnare da questa unità d'Italia, anzi furono sfruttati. Certo, allora presento gli ospiti che abbiamo con noi questa sera in studio. Ringrazio per essere con noi il professor Patrizio Zanella, per essere tornato qua. Buonasera. Grazie professore, buonasera a lei, giornalista, storico, ormai diciamo è un ospite che troviamo spesso in studio. Ringrazio e saluto per essere qua con noi il professor Riccardo Pasqualin. Buonasera professor Pasqualin. Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. Grazie a lei. Ecco, il professor Pasqualin è autore anche di una ricerca, di un libro intitolato Antonio Maresio Bazzolle, Antirisorgimento Veneto. Vediamo la copertina in sovraimpressione. Brevemente ci riesce a sintetizzare di che cosa si tratta? È un saggio che ricostruisce la vita e il pensiero di un protagonista particolare dell'Ottocento bellunese e veneto. Maresio Bazzolle è stato un proprietario terriero. Lui nel 1848, per restare in tema con la serata, partecipa alla rivoluzione, è a Venezia e per un certo momento della sua vita rimane fiducioso nei confronti di quella che possiamo definire la rivoluzione italiana. Questo è il termine che anche alcuni protagonisti del Risorgimento hanno utilizzato, se non che a un certo punto, poco prima della proclamazione effettiva del Regno d'Italia, cambia completamente opinione, inizia a essere molto critico per tutta una serie di motivi. E di fatto a un certo punto lui inizia a vivere il risorgimento, il processo risorgimentale, come una sconfitta. Lui ha lasciato dei diari manoscritti che partono dal 53 e arrivano fino alla fine della sua vita. Praticamente lui è morto nel 1896, però i diari si concludono nel 94, questi annali di Belluno, e a un certo punto lui inizia a raccontare il risorgimento in maniera completamente capovolta rispetto a quella che è la narrazione che ci viene, diciamo, classica dai padri della patria. Certo. Insomma, Garibaldi aveva un punto di vista completamente diverso. Per questo anti-risorgimento, un racconto capovolto, potremmo dire.
che lui ci ha lasciato. Certo, certo. Benissimo, grazie. E allora, Ermanno, noi questa sera parleremo anche di un episodio, chiamiamolo così, o di una repressione che è stata messa in atto a Genova contro i genovesi da parte dei Savoia, che è una pagina della storia che è stata oscurata. Sì, non si racconta a scuola perché naturalmente è scandalistica, nel senso che proprio il re d'Italia, o comunque il re di Sardegna allora, perché ancora l'Italia non era stata unificata come si dice, si rivolge contro i genovesi che naturalmente vogliono un certo tipo di libertà che avevano prima, perché Genova, ricordiamo che prima di Napoleone era la città più ricca d'Europa. Genova, subito dopo c'era Venezia. Quando arriva Napoleone si possessa di Genova e porta via tutto il tesoro genovese e lo darà a Rothschild, il quale glielo conserverà a modo suo. Poi se ne va addirittura a Venezia, costruisce, per arrivare a Venezia non c'erano strade a quell'epoca, costruisce da Vicenza fino a Venezia delle strade apposta per far passare l'esercito e arriva fino a Venezia e conquista Venezia. Naturalmente una volta c'era un detto: i francesi sono dei ladri. La risposta era: non tutti, ma buona parte sì. E quindi si porta via addirittura i 4 cavalli che sono sulla Basilica di San Marco e ruba tutto quello che riesce a portare via e porta via tonnellate di oro che non riuscirà ad usare. Per quale motivo? Perché le mette su una nave, poi se ne va in Egitto e in Egitto questa nave purtroppo a causa di una tempesta va a fondo e la stanno ancora cercando, perché lì c'è tanto di quell'oro che poco basterebbe per diventare straricchi a tipo Trump. E in questo senso lascerei una breve apertura al professor Zanella, appunto questa unità d'Italia che è stata fatta perché abbiamo contemporaneamente abbiamo il 48, no? 1848, che poi nel parlare comune dice non fare un 48. Cosa vuol dire? Vuol dire che in quel momento non solo in Italia ma in tutta Europa c'è un movimento, diciamo, rivoluzionario che si appoggia un po' a quello che è stata la rivoluzione francese, ma naturalmente fatta in un altro modo. Il 48 non solo attiva la città di Genova, ma automaticamente anche quella di Milano, ma anche Venezia, ma anche Padova, perché anche a Padova abbiamo una rivolta che nasce al Bo e che naturalmente non vuole l'invasione degli austriaci, ma vuole che Venezia e il Veneto rimanga una repubblica come era stata precedentemente. Ricordiamo che quando gli austriaci arrivano in Veneto si portano via tutti i palazzi e tutte le regge e tutte le ville venete. Una di queste è il Cataio, per esempio, che era patrimonio dell'imperatore d'Austria. E naturalmente poi quando viene lasciato passerà di mano. In questo senso lascio lo spazio a Zanella, prego. 1848 in Italia, è un paese attraversato da molti moti, ma non solo l'Italia, ma in tutta Europa. Possiamo parlare di un 48 che si estende a macchia d'olio, diciamo, anche a Budapest, a Praga, a Vienna, insomma, ci sono un po' questi fermenti. Diciamo che le idee cosiddette rivoluzionarie dell'eredità francese, ecco, non erano state assolutamente messe da parte, e quindi questo 48 per l'Italia è un momento delicato proprio sul piano politico. Che cosa accade? Dobbiamo ricordare che oltre a questi paesi, cioè queste capitali, scusate, d'Europa, ci sono anche le speranze di alcuni
alcuni patrioti che avevano coltivato queste idee fin dagli anni *20, ci sono queste speranze che ahimè non attecchiscono a livello di cultura generale, perché possiamo dire che il mondo contadino è freddo verso i moti rivoluzionari in primis, poi c'è anche un disinteresse della Inghilterra verso le situazioni di rivolta o di ribellione, quindi non ha nessuna possibilità dal punto di vista interno autonomo questo movimento di emancipazione che si evolve con la prima insurrezione che avviene a Palermo. Ricordiamo che Palermo è la prima città, e quindi contro i Borboni per certi versi, e poi come guardano alla riuscita dei moti di Palermo ci sono poi anche in questo caso Venezia e Milano che pensano di fare la stessa cosa. Possiamo dire però che il 48 smuove comunque l'opinione pubblica, perché i sovrani si rendono conto che non possono sempre usare la forza e quindi cominciano a concedere alcune costituzioni di cui noi italiani possiamo dire di avere avuto l'eredità dello Statuto Albertino, che risale proprio al 48, sia pure con concessioni moderate, perché sì, viene istituito un Parlamento, ma il potere è ancora demandato al sovrano, il sovrano esercita ancora un controllo. Ecco, quindi il 48 in Italia possiamo dire che accende delle speranze, ma poi vengono anche sopite, vengono anche subito un po' spente, persino nello Stato Pontificio con Pio IX, dove anche lui si era lusingato di accodarsi, no, a questo movimento liberale. Dopo un po' ci si rende conto che si sarebbe fatto il gioco solo della dinastia dei Savoia, perché rendiamoci conto che c'erano degli stati cattolici che non potevano favorire un'affermazione dei Savoia, che in qualche maniera aveva visto la possibilità di diventare quella potenza, è giusto ricordarlo, quella potenza che non era mai diventata, perché i Savoia in mezzo a francesi e inglesi era sempre stato il vaso di coccio. Sì, allora Savoia sono chiamiamo dei pagliacci che servono a due potenze, la Francia e l'Inghilterra. L'Inghilterra naturalmente è quella che ha più, diciamo, forza nel appoggiare i Savoia per concedere l'Italia. Ma perché? Perché loro vogliono tenersi il Mare Nostrum, cioè il Mediterraneo, perché è la via della seta, e da questa situazione si creerà poi lo stretto di Suez, ma poi si approprieranno della via della seta e creeranno addirittura con la regina Vittoria l'impero inglese. Allora, la cosa principale è: c'è un movimento rivoluzionario, ma non è del popolo, è della borghesia. Cioè la borghesia era una classe, in quell'epoca era una classe emergente, e diciamo che la borghesia era la minima parte dell'Italia, non erano tutti gli italiani non sapevano cosa fosse, era quella classe emergente intermedia che poi creerà la rivoluzione francese. Ma questa rivoluzione della classe intermedia, cioè la nuova industria che sta nascendo, il nuovo commercio che sta nascendo, creerà un contrasto con la vecchia nobiltà, e di questo naturalmente ne parliamo con questo contributo. Genova e Venezia, la fine delle repubbliche. Cercheremo di far capire ai nostri telespettatori qual è stato il vero motivo di insurrezione e quali furono i danni di un'unità d'Italia fatta in questa maniera. L'unità d'Italia era una cosa sacrosanta, fatta in questa maniera è stato, come stiamo facendo d'altro canto anche l'Europa, in molte cose stiamo sbagliando. Nel 1815 si era chiuso il congresso di Vienna, la prima conferenza internazionale convocata dalle potenze nemiche di Napoleone: Austria, Russia, Prussia e Gran Bretagna.
ridisegnano la Carta dell'Europa e ripristinano l'ordine monarchico basato sul principio di ereditarietà del potere politico. L'intento è di ricostituire un equilibrio di possesso e di potere, cioè legittimare il concetto dinastico medioevale, come se la rivoluzione francese non fosse mai esistita, così come il principio napoleonico che asseriva che il potere va a chi se lo conquista con la forza. In realtà Vienna impose la Restaurazione, non comprendendo che la rivoluzione era stata organizzata da una classe sociale che la nobiltà non voleva riconoscere, ovvero la borghesia, che era sorta dallo sviluppo del commercio e con la nascente industria. In questo congresso di Vienna, di ripristino del potere nobiliare, si approfittò per eliminare i due punti nevralgici dell'economia della penisola italica, Genova e Venezia, e così le uniche ricche repubbliche marinare che da oltre 1000 anni collegavano la Cina con l'Europa. L'Austria da appena 100 anni aveva fondato Trieste, mettendola in concorrenza con Venezia, invece Napoli era nel diritto dei Borboni ed era destinata a diventare dominio francese dopo gli accordi di Plombier tra Napoleone III e Cavour. Venezia aveva da 1000 anni dimostrato quanto fosse utile ed economicamente vantaggiosa la forma elettiva, ma ciò intaccava il principio di ereditarietà che appunto era costata la vita al doge Marin Fallier, giustiziato il 17 aprile 1355 per aver congiurato contro la Repubblica di Venezia nel tentativo di trasformarla in un principato. Proprio per questo, dopo la decapitazione, subì la damnatio memoriae, poiché il suo ritratto nella sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale fu coperto da un drappo nero. Venezia, con la sua storia e la sua ricchezza, aveva dimostrato di essere un modello economico e amministrativo migliore di quello dinastico imperiale. La Repubblica di Genova, fondata da 8 secoli, poi rapinata da Napoleone, fu assegnata al Regno di Sardegna dei Savoia, scelta non casuale dalle finalità strategiche, rafforzare il Piemonte come regno cuscinetto per ostacolare un possibile ritorno dell'espansionismo francese. La Repubblica di Venezia, già caduta e depredata nel 1797 da Napoleone con il Trattato di Campoformido, stipulato tra Napoleone e l'Austria, non tornò a essere repubblica dogale, ma restò sotto controllo austriaco, entrando a far parte di un nuovo regno, il Lombardo-Veneto. Ma per i cittadini delle due secolari repubbliche marinare, liberi di intraprendere la loro millenaria economia, malvolentieri sottostavano a un'economia imperialista. Il 22 marzo 1848 la prima a insorgere fu Venezia. Il doge Daniele Manin proclamò la ricostituzione della Repubblica di San Marco e così poter ripristinare la sacra e antica indipendenza veneziana del doge e del leon. Resistette 17 mesi, poi, invasa dalla pestilenza e dalla fame, si arrese agli austriaci nell'agosto del 1849. Storica è la rima: il morbo infuria, il pan ci manca, sul ponte sventola bandiera bianca. A Genova invece la rivolta scoppiò nell'aprile del 1849. Sotto i Savoia Genova aveva subito un rapido declino. La dinastia sabauda privilegiava gli interessi dei proprietari agrari a scapito della vocazione mercantile dei genovesi, anche perché c'era un accordo di cedere agli inglesi la via della seta. L'Austria invece voleva controllare il Lombardo-Veneto, Genova e la Liguria, così da tenere sotto scacco l'intero nord Italia. Nel 1848, con le famose giornate di Milano, era scoppiata quella che non fu la prima guerra di indipendenza, ma solo una guerra di conquista. Carlo Alberto di Savoia era intervenuto dichiarando guerra all'Austria, ma l'obiettivo non era la nazione e la libertà, ma allargare i propri confini territoriali. Il 23 marzo 1849 a Novara si scontrarono 85.000 piemontesi e 70.000 austriaci guidati dal maresciallo Radetzky. I piemontesi furono battuti in poche ore, le perdite furono pesanti, circa 3.000 morti e oltre 4.500 feriti tra le file sabaude. La sera stessa Carlo Alberto capì che la guerra era perduta e nella notte tra il 23 e il 24 marzo abdicò in favore del figlio.
Vittorio Emanuele II. Per i genovesi la sconfitta di Novara fu vista come l'occasione per ribellarsi al potere dei Savoia, mai accettato, così da non finire sotto il dominio di Vienna. Le rivoluzioni nella penisola però erano ancora in corso. Venezia resisteva come Repubblica di San Marco. Roma, poche settimane dopo, avrebbe proclamato la Repubblica Romana e in molte città restavano forti sentimenti patriottici. Tra queste, nel 1848 c'era stata anche la città di Padova con le sue 3 giornate di rivolta, il cui epicentro fu proprio tra il Palazzo del Bo e il Caffè Pedrocchi, di cui porta ancora le tracce dei proiettili austriaci. Ma con la sconfitta di Novara i Savoia temevano di perdere il controllo del paese, perciò Genova fu vittima di una sanguinosa repressione. Il sangue dei Liguri fu anche il prezzo politico della sconfitta di Novara. Quindi gli italiani erano indirizzati verso una unità nazionale di tipo federale, dove la conservazione dell'eccellenza delle diversità etniche e culturali avevano prodotto la più fiorente economia d'Europa. Infatti Venezia e ancor più Genova, prima dell'arrivo di Napoleone, erano le città più belle e più ricche del mondo. Eccoci qua allora, Ermanno, rientrati in studio, un servizio che dà numerosi spunti, ma quello che emerge soprattutto è questo ruolo di Napoleone. Napoleone lascia un vuoto totale su quella che è l'economia italiana, ha distrutto l'economia italiana. Le città più ricche d'Italia sono state praticamente polverizzate, partendo da Genova, Venezia, Napoli, eccetera, e di conseguenza questo ha creato nel congresso di Vienna la ricostituzione di una gestione del territorio è stata fatta a vantaggio naturalmente dei vincitori, e quindi di Napoleone III da una parte e dall'altra parte naturalmente dell'imperatore d'Austria. E in questo senso io vorrei sentire appunto Riccardo Pasquali quale effetto ha creato sull'economia italiana un disastro di questo genere. È il disastro appunto di Napoleone. Allora, le guerre napoleoniche sicuramente fanno dei disastri e provocano molteplici problemi e sono sicuramente una catastrofe che si abbatte su diverse zone dell'Italia. Anche in Veneto sicuramente è stata una situazione molto pesante. Tornando alla restaurazione, abbiamo 2 territori. Abbiamo detto il territorio di quella che era stata la Repubblica di Genova, che poi era stata democratizzata, trasformata in Repubblica Ligure da una parte, dall'altro abbiamo la Repubblica Veneta, che non vengono restaurati. Bisogna anche interrogarsi sicuramente sugli interessi che c'erano dietro, ma su quanto questo potesse essere fattibile, nel senso che in entrambi i casi a chi si affida il reggimento, il governo di questi 2 territori e sulla base di quale forma di governo. Repubblica aristocratica come era prima, però il patriziato veneziano, che era l'ordine sociale che aveva la sovranità dello Stato, ha abdicato, per cui come si può ridare il potere a chi aveva abdicato? E allora bisogna tornare ad avere 2 repubbliche democratiche come quelle che erano state istituite dai francesi? Non sarebbe stato fattibile. È chiaro che gli austriaci fanno i loro interessi e per cui si prendono Venezia, che desideravano ovviamente da diverso tempo, anche se lo fanno con i crismi del legittimismo. Dall'altra parte i Savoia ottengono più ampio sbocco sul mare, perché si prendono tutta la costa ligure. C'è l'idea di queste 2 repubbliche che spariscono, senza ombra di dubbio. Viene sempre detto spariscono 2 repubbliche e quindi i monarchici, diciamo, ne hanno piacere. Se ne può citare uno, per esempio, il padre di Giacomo Leopardi. Monaldo Leopardi, nei suoi dialoghetti delle materie correnti dell'anno 1821, dice: sono sparite 2 repubbliche, Genova e Venezia, sono sparite, lui dice, perché avevano troppi padroni, adesso con la monarchia si staranno meglio
meglio, però lui è un monarchico di ferro. C'è anche da dire che lo stesso Monaldo fa delle analisi molto puntuali e precise sugli errori di una falsa restaurazione, nel senso che lui dice i confini sono stati spostati in maniera arbitraria. Occhiobello era territorio dello Stato della Chiesa, è stato dato, oggi è Veneto, ma prima era territorio dello Stato della Chiesa. Avignone non è stata restituita al Papa, Genova ha perso la sua indipendenza, Venezia non l'ha avuta, ci sono diversi problemi. E se andiamo a vedere, torniamo a Napoleone, quando lui fa la campagna d'Italia, poi ha avuto anche il tempo di scrivere dei commenti. Noi abbiamo un commento della campagna d'Italia scritto da Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte a un certo punto dice sì, io ho ceduto il territorio veneto all'Austria, ma aveva una consapevolezza e lo dice esplicitamente. La popolazione che aveva assaggiato da un lato la storia di una repubblica indipendente, dall'altro gli ideali che io ho portato della rivoluzione francese, non accetterà di stare contro l'Austria, si ribellerà contro gli austriaci, e Napoleone diceva questo giocherà a vantaggio mio. Non ha giocato a vantaggio suo, possiamo dire, la sto molto banalizzando, però nel 1848, quando Daniele Manin, pur portando avanti ideali democratici, liberali, richiama alla memoria dei Veneti la Repubblica Veneta, anche i contadini, anche persone di bassa condizione sociale che non avevano una preparazione rivoluzionaria, sentendo parlare di Repubblica Veneta, si muovono, non hanno una preparazione, non hanno seguito un catechismo rivoluzionario, però questo li ispira e li fa muovere. Questo succede anche nei moti di Genova, che non producono uno Stato, sono durati troppo poco, nel senso che la repressione inizia il 5 aprile, l'11 aprile la città è pacificata. È un moto organizzato dai mazziniani, che però fanno leva sulla plebe, sul popolo basso, che ha il ricordo dell'indipendenza di Genova. A un certo punto la plebe diventa anche incontrollabile, perde l'appoggio della borghesia, nel senso che la borghesia genovese davanti al moto di Genova dice questi qua stanno facendo quello che vogliono loro, allora tanto vale che venga la repressione, e poi ovviamente è anche arrivata. Però ci sono dei paralleli, cioè abbiamo dei rivoluzionari che utilizzano il ricordo di due governi di antico regime per tirare acqua al loro mulino, questo è un fatto innegabile. Certamente. Allora, però, diciamo che se i veneziani sono riusciti a creare Venezia, perché Venezia è stata fatta dai veneziani, un cambiamento di quel tipo credo che i veneziani fossero in grado di affrontarlo. Chiaramente si poteva creare un contrasto tra un certo tipo di interesse piuttosto che un altro, ma diciamo che a livello di cultura i veneziani erano in grado di autogestirsi, e invece fu una predazione di Venezia e una predazione del Veneto da parte degli austriaci, anche perché gli austriaci a Venezia volevano, diciamo, in qualche maniera limitarla. Venezia era padrona dell'Adriatico e gli austriaci avevano inventato una città che si chiamava Trieste. E questa era l'imperatrice d'Austria che crea Trieste quando i veneziani non volevano Trieste. Trieste era un paesino sopra le colline del Golfo di Trieste, ma naturalmente non volevano la concorrenza perché era troppo vicino naturalmente al centro dell'Europa dell'epoca, e di conseguenza volevano avere il monopolio. In questo caso invece si inverte la situazione, i regnanti austriaci preferiscono dare maggiore spazio a Trieste e sacrificare Venezia. Difatti incomincia la grande crisi dei veneziani, e i veneziani dopo Napoleone e dopo l'arrivo degli austriaci cominciano l'emigrazione in America, e di questo naturalmente è un punto fondamentale. Ma torniamo sul discorso Genova col contributo numero 2. Il 1848 fu l'anno in cui da Parigi a Vienna, da Berlino a Budapest, da Milano a Venezia, milioni di persone avevano sfidato monarchie e imperi. Sembrava l'alba di una nuova stagione, ma nel giro di un anno quasi tutte quelle rivoluzioni furono represse.
A Milano tornarono gli austriaci, a Roma arrivarono i francesi, in Ungheria intervennero i russi e a Genova furono i soldati piemontesi a reprimere le proteste di cittadini del loro stesso regno. A Genova, nell'aprile del 1849, il Regno di Sardegna si trovava ad affrontare una nuova crisi, non contro un esercito straniero, ma dentro i propri confini. Genova aveva accolto con entusiasmo la causa italiana e la guerra contro l'Austria, ma dopo la disfatta di Novara del 49 il sogno della liberazione sembrava crollare. Il nuovo re, Vittorio Emanuele II, appena salito al trono dopo l'abdicazione del padre Carlo Alberto, doveva ristabilire l'ordine. Il rischio per Casa Savoia era che la ribellione genovese potesse trasformarsi in un movimento separatista, indebolendo ulteriormente il Regno di Sardegna. I genovesi si scontrarono così con le forze sabaude. La resistenza dei carabinieri reali e dei granatieri di Sardegna non resse l'impeto iniziale e il 2 aprile 1849 i soldati piemontesi si arresero agli insorti. Per sedare la rivolta fu inviato il generale Alfonso La Marmora alla guida di 30.000 uomini. Gli inglesi con le loro navi inoltre controllavano il porto di Genova. La Marmora però fino al 4 aprile non era riuscito ad avanzare di un passo. Il 5 aprile i piemontesi poi attaccarono in forze. La Marmora, alla testa dei suoi bersaglieri, entrò in città combattendo casa per casa. I prigionieri, come scrisse lo stesso La Marmora, furono passati per le armi. Poi La Marmora fece caricare i mortai a carica massima e ordinò di bombardare Genova. Una miriade di bombe colpirono i cittadini, distruggendo la città. Anche gli inglesi intervennero con i loro cannoni, sbarcarono, presero la batteria del Molo, da dove colpirono Genova. Centinaia di cittadini furono uccisi al termine di un feroce bombardamento a cui fecero seguito stupri, razzie, saccheggi e violenze di ogni genere. La città era stata umiliata e devastata e vide approfondirsi così il solco con la monarchia sabauda. Per anni il numero esatto delle vittime, i dettagli più atroci di quei giorni sono stati nascosti o dimenticati. La ferita di Genova, aperta nel 1849, rappresenta una delle pagine più controverse del Risorgimento italiano, una storia di ribellione e repressione che ci ricorda come il percorso verso l'unità d'Italia sia stato segnato anche dalle lacerazioni interne e violenze, la cui memoria è arrivata fino a noi attraverso date ed eventi confusi, ma mai del tutto cancellati. L'esercito sabaudo sarà impiegato ancora contro i cittadini del proprio stesso regno, come avverrà nel 1898 con il generale Bava Beccaris, che interviene per reprimere le proteste degli italiani per l'aumento delle tasse sul macinato e sul pane, sparando cannonate ad altezza uomo. Patrizio Zanella è, diciamo che è un'unità d'Italia che ha poco di patriottico, c'è molto di interesse, somiglia più a una colonizzazione di quello al di fuori di quello che è il Piemonte, che se la conquista, diciamo, è di proprietà ormai dei Savoia. Tutto il resto viene preso a cannonate e viene assoggettato agli interessi naturalmente economici di una casa reale. Prego. Il processo dell'unificazione d'Italia è un processo che attraversa tutto l'Ottocento. Di fronte a un immobilismo ossessivo che era scaturito dal Congresso di Vienna, dove tutto doveva essere ricondotto alla restaurazione. Ricordiamo anche la frase del politico Talleyrand, no, che diceva: dobbiamo tornare al Settecento, dove lì c'era la gioia di vivere. Quindi c'era proprio questo entusiasmo per riportare tutto indietro, la storia con le lancette, no, come si fa. Tuttavia direi che si può aggiungere un'altra riflessione che è molto significativa. Alcuni storici tendono anche a vedere il Congresso di Vienna come un qualcosa di innovativo. Che cosa ha portato? Non solo restaurazione, come c'è scritto nei manuali, ma c'è quel principio geopolitico dell'equilibrio fra le potenze, ovvero si vuole ripristinare sì la monarchia con le
legittime dinastie, ma soprattutto gli stati che si riconoscano fra di loro come diciamo in equilibrio di potere, quindi una legittimità che non viene più dall'alto. Possiamo intravedere in fase embrionale questo principio della internazionalità, della sovranità internazionale, quella che poi è stata poi sviluppata di più nel Novecento, ma il Congresso di Vienna, se non altro, fa intravedere questa volontà di Metternich. Quindi non è proprio quell'uomo politico fuori dal tempo come lo si dipinge a volte, perché con questo principio, questo concerto delle nazioni, ecco che si sarebbe cercato in qualche maniera di prevedere e di in qualche maniera stroncare fin dall'inizio moti e ribellioni. Questa era intanto la volontà del Congresso di Vienna, che poi invece le cose vanno come vanno. Invece sul piano del cosiddetto... Scusi, questo è solo a favore della nobiltà, non è a favore della popolazione. La popolazione non viene considerata. Noi nobili siamo stanchi di guerre come aveva fatto Napoleone, mettiamoci d'accordo così viviamo in pace, viviamo bene, ma parlano tra di loro, non parlano naturalmente della borghesia. La borghesia ha bisogno di sviluppare la sua attività. Se ormai c'è l'industria che sta andando avanti, ormai c'è il commercio che sta crescendo, e questo lo fa soltanto l'Inghilterra, mentre Francia e Austria non capiscono questa situazione. Prego. Sì, questo concetto di popolo che noi utilizziamo è a volte utilizzato forse in maniera troppo astratta, non esiste nella testa dei monarchi, cioè il popolo a malapena viene considerato solo perché alcuni di questi illuminati, diciamo, perché ricordiamoci che sotto alla mentalità di patrioti ci sono delle idee dell'illuminismo, queste idee di uguaglianza, queste idee di fraternità un po' ereditato dai francesi, però non ha ancora questa condivisione, questo allargamento a livello culturale. Quindi la borghesia o l'elite guarda a tutelare soprattutto il proprio patrimonio. Ecco. E anche ricordiamo che anche i tentativi di sganciarsi, ecco, da questa sovranità vengono, come abbiamo visto, stroncati con la forza, con la violenza, non sono accettati, anche perché a volte avvenivano con l'usurpazione di territori che comunque appartenevano ad altri re o ad altri monarchi che non erano certo disposti a concederlo. Faccio solo un esempio per quanto riguarda lo Stato Pontificio. Quando viene creata la Repubblica Romana, no, con Saffi, Mazzini e Garibaldi a fare militare, ecco, nel 49, diciamo, e Armellini, c'è questa bella intenzione, no, di accontentare la maggioranza delle persone, ma ottenendo tutti questi terreni dello Stato Pontificio per ridistribuirli e poi ai contadini, per dire. Ma questo l'avrebbero fatto come si dice, forzando delle norme, delle regole che Pio IX non sarebbe mai stato d'accordo. Ecco perché, questo è un altro elemento paradossale che è giusto dire sul piano storico, ecco perché a un certo punto Pio IX, che scappa da Padova, da Roma, e va a Gaeta, ecco perché Pio IX si mette sotto l'ombrello dei francesi, che avrebbero dovuto invece osteggiare, proprio per questa mentalità laicista che la Francia di cui era portatrice. Quindi abbiamo un'alleanza un po' paradossale che rimarrà fino alla presa di Porta Pia, per dire, no? Quindi tutto questo fa capire quanto fosse contorto sul piano delle alleanze, ma anche sul piano degli obiettivi. Ricordiamo che chi ha guardato all'unità d'Italia, di come si è fatta, è un'unità d'Italia che ha vari progetti. C'è il progetto mazziniano, che era di stampo repubblicano. C'era il progetto federalista con Gioberti sotto l'egida del Papa, c'era anche un progetto di Italia liberale, massonico, cioè noi abbiamo varie idee d'Italia. E poi un'altra cosa va detta: l'Italia sì
si costruisce su un piano di identità, ma il collante in quel momento, il collante per fare tutti gli italiani era molto debole. Faccio solo 2 esempi. Anzitutto la lingua, non tutti sapevano e parlavano l'italiano, e quindi che collante c'era se mancava il primo elemento, che era quello della lingua, e c'era un analfabetismo e i dialetti erano diffusi in tutte le regioni. Ecco. Poi il ruolo della Chiesa era del tutto fuori gioco, perché altrettanto non poteva esercitare un collante come si sarebbe auspicato che fosse, perché troppo erano le forze politiche contrarie a questa egemonia. Certamente, perché c'era la massoneria e non era assolutamente d'accordo che il Papa potesse diventare il nuovo re d'Italia, e cosa che era una delle ipotesi che naturalmente anche Pio IX aveva considerato e poi aveva rifiutato. Prego Pasqualini, un commento su questa unità d'Italia così, diciamo, strana. Chiaramente Napoleone ha rotto un incantesimo. L'Italia era un centro commerciale e un centro, diciamo, economico molto molto sviluppato prima dell'arrivo di Napoleone. Erano le città più ricche d'Europa, erano in Italia. Dopo Napoleone naturalmente è stato capovolto tutto, e naturalmente questo ha comportato un riassetto che è andato come lo conosciamo. Prego, un commento. Allora, io riparto dalla mia ricerca, dallo studio che ho fatto sulla figura di questo grande memorialista bellunese veneto, Maresio Bazzolle, che ha vissuto per buona parte dell'Ottocento, per cui ha potuto vedere le fasi più importanti del processo risorgimentale. Bazzolle partecipa al 48 Veneto, quando arrivano insomma le idee di Manin, la notizia che è nata una repubblica, una nuova repubblica veneta, liberale, democratica, borghese. Lui va bene perché dice: caspita, uniamo le glorie del passato a delle libertà nuove, per cui a lui sembra molto positivo, per cui partecipa al 48, è presente a Venezia ed è un entusiasta. Dopo la rivoluzione del 48 fallisce, abbiamo già parlato della resa di Venezia il 22 agosto del 49, Bazzolle però era già tornato su a Belluno. A Belluno erano già tornati gli austriaci, lui decide di collaborare con l'Austria, lui non viene messo in prigione, c'è una forma di perdonismo austriaco, per cui coloro che non sono troppo compromessi vengono lasciati al loro posto, lui addirittura diventerà podestà di Belluno, il primo podestà borghese di Belluno, e questo è un fatto significativo. Però lui compila dei diari, gli annali di Belluno, in cui lui in questa fase continua a esprimere il suo favore verso la causa della rivoluzione italiana, e per un certo periodo guarda anche con favore con i Savoia, anche se già a Venezia lui nel 48 si era esposto contro la fusione, perché ovviamente Carlo Alberto avrebbe voluto avere un controllo diretto, auspicava un controllo diretto sulle città venete che erano insorte. Bazzolle già all'epoca aveva scritto un appello pubblicato il 30 giugno del 48 intitolato: deve Venezia darsi tosto a Carlo Alberto? No. Continuiamo la guerra, Carlo Alberto dalla parte sua, noi dalla parte nostra, a fine guerra decideremo il futuro di questo ipotetico regno dell'Alta Italia. Adesso c'è una guerra in corso, non si può decidere. Comunque Bazzolle continua a osservare con interesse quello che i Savoia fanno. Arriva la seconda guerra d'indipendenza, 1859, lui è contento, spedizione dei 1000, dice: caspita, qui è in corso un cambiamento incredibile, gli sembrano cose buone, se non che poco prima della proclamazione effettiva del Regno d'Italia inizia a cambiare opinione, iniziano ad arrivargli notizie dai giornali. Ovviamente che comunque il Veneto era austriaco, però poteva leggere anche i giornali di fuori, era un grande lettore di giornali, notizie di insoddisfazione per le tasse di questo regno di Sardegna allargato che poi diventa Regno d'Italia, insoddisfazione perché nell'Italia meridionale l'esercito deve reprimere dei moti, e da lì Bazzolle inizia a criticare fortemente quello che sta succedendo. Non è più il suo risorgimento, anzi per lui non è il risorgimento più di niente, per lui diventa una catastrofe. Lui dopo la proclamazione del Regno d'Italia era consapevole che prima o dopo, in un modo o nell'altro, l'Italia sarebbe arrivata anche in Veneto, e lui la vive in maniera assolutamente negativa, un cambiamento di pensiero che è originato anche dal fatto che i suoi ideali federalisti
che lui aveva coltivato con impegno durante il 48 sono stati completamente traditi, nessun rispetto per le autonomie locali, i corpi intermedi, quella che era la sua idea di un'Italia unita sotto forma federale è stata tradita. Per cui credo che l'esempio di Bazzolle possa presentare quello che è stato il punto di vista di un uomo che si è sentito tradito ed esporre anche alcuni dei motivi per cui lui si è sentito tradito. Certo, questo significa che i potenti in quel momento facevano l'Italia, non gli italiani, e il concetto di unità d'Italia non era così diffuso, come diceva appunto lei Zanella, non era così diffuso presso le persone perché dell'Italia non si sapeva cosa fosse. Noi parliamo di dialetti, in realtà erano delle vere e proprie lingue. Certo. Cioè il napoletano era una lingua, aveva le sue canzoni, aveva i suoi libri. Il veneto era una lingua vera e propria, tant'è che la regina Elisabetta quando scriveva al doge scriveva in lingua veneta perché aveva paura di non essere capita. Questo diamo il peso potenza delle due lingue, cioè il veneto era una lingua che si parlava fino in India, mentre l'inglese a quell'epoca, parliamo del 1500, non era così diffuso e così importante, e di conseguenza, d'altro canto, vediamo che proprio alla stessa epoca Shakespeare fa ben 4 delle sue opere, ne fa ben 4 solo sul Veneto. A Verona naturalmente Giulietta Romeo, a Padova la bisbetica Domata, e parlerà dell'Università di Padova e delle donne padovane, poi naturalmente a Venezia dell'Otello e il Mercante di Venezia. Questo dà l'idea di quanto pesante fosse la cultura veneta in tutto il mondo. E invece noi oggi purtroppo, anche per questo tipo di unità d'Italia, non si racconta la storia di Venezia. I nostri giovani nascono, crescono, ma non sanno in che mondo stanno vivendo, e questo invece dovrebbe essere una forma didattica per insegnare che c'è stata una civiltà enorme in Sardegna, c'è stata una civiltà enorme in Sicilia, un'altra civiltà enorme a Napoli, eccetera, e di conseguenza questo aiuterebbe a capire che cos'è l'Italia. È un'unità in una diversità di culture che ancora adesso la lingua veneta viene utilizzata normalmente e dappertutto. Prego, a lei Zanella una conclusione. Mi dà lo spunto appunto per ricordare la ricchezza della venezianità, proprio a livello linguistico. Il ciao, la parola ciao da schiavo, sappiamo benissimo quanto sia diffuso in tutto il mondo e le origini sono veneziane. Cioè, voglio dire, io sono il tuo schiavo. Sono il tuo schiavo, cioè io sono il tuo servo. Bene, ma anche la parola ballottaggio, quante volte la sentiamo la parola ballottaggio, no? Anche la parola broglio, visto che parliamo di ballottaggio di elezioni, ma anche la parola broglio, perché i veneziani sapevano bene quando erano i tempi delle elezioni come si poteva alterare i bussolotti, per dire, no? Quindi il broglio, oppure il lazzaretto, anche la parola di lazzaretto di cui abbiamo sentito parlare molto anche durante il tempo del Covid, e la parola ghetto. Anche la parola ghetto, cioè noi abbiamo una ricchezza di lingua proprio che arriva da Venezia, che non ha perso tutta la sua freschezza e anche la sua lucidità per descrivere dei fenomeni. Diciamo che era difficile far sentire italiani gli italiani in quel periodo della metà 800 e di fine 800, tuttavia è un processo di unificazione avviato. Io ricordo solo le intenzioni, se non altro, di Cavour. Cavour su questo è stato molto lucido. Lui non ha mai condiviso chiaramente la visione democratica. Lui era monarchico, voleva servire i Savoia e l'ha fatto con tutto il suo, diciamo, impegno, e aveva due obiettivi sostanzialmente: un costituzionalismo liberale e lo sviluppo dell'economia. Erano le uniche possibilità, almeno appena viene formata l'unità d'Italia, sono le uniche strade allora possibili. Poco, perché era molto poco, ma almeno la strada era stata tracciata. Se ricordiamo come l'Italia
fosse composta da poco più di 22 milioni di abitanti nel 1861, nel 1911 sono già il doppio, sono già 40. Con tutti, diciamo, i problemi poi che sappiamo esserci stati dell'immigrazione, delle economie e anche dell'assorbimento del sud, sappiamo benissimo, ma credo che in quel momento che ha portato all'unità d'Italia, quello che si poteva fare poco, ma era quello che le condizioni politiche e economiche hanno permesso ai politici dell'epoca. Grazie. Prego Pasqualini, una conclusione anche lei su questo modo di costruire l'Italia, naturalmente, che abbiamo ereditato e che potremo anche in qualche maniera migliorare. Prego. Allora, io ritorno ancora una volta alla mia ricerca, perché Maresio Bazzolle ha sofferto anche per la questione proprio dell'omologazione culturale. Bazzolle aveva scritto un dizionario della lingua bellunese che è andato perso, non l'abbiamo ancora recuperato, speriamo sia da qualche parte, lo cercheremo. Uno dei suoi grandi timori è anche questo, cioè che si perdano quelle che sono le lingue dei diversi territori, oltre che i costumi municipali, certo, e ovviamente anche le autonomie locali di cui avevo parlato. Però tornando al 1848, che comunque lui ha vissuto, c'è un aspetto importante, cioè se c'è un momento del Risorgimento in cui la popolazione partecipa, il 48 è stato questo, la partecipazione popolare è stata importante. I veneziani, dicevo, quando sentono il nome di San Marco, viva San Marco, Repubblica Veneta, gli torna in mente quella che era la loro storia, il loro passato, e partecipano. Anche il barcaiolo analfabeta partecipa. Daniele Manin non è un doge, è un presidente di una repubblica democratica, però il ricordo dei semplici torna a quello, e Maresio Bazzolle lo dice. Tanti veneti si sono sollevati perché hanno sentito il ricordo storico della Repubblica Veneta. Il nome d'Italia per loro era qualcosa di misterioso, però dice il grido viva San Marco per loro invece era qualcosa di comprensibile, di potabile. Addirittura dice sull'altra sponda dell'Adriatico, dove abitano popolazioni slave, parliamo di genti che non avevano conosciuto il nome dell'Italia se non tramite i veneziani, perché lui dice certo, questi si ribellano anche loro, perché c'è anche questo da dire, anche la sponda orientale dell'Adriatico cerca di ribellarsi contro gli austriaci, perché sentono il nome di San Marco, è significativo, per cui c'è anche questo aspetto. Oppure a Padova, perché il 48 padovano ha successo? Perché non ci sono solo gli intellettuali, solo gli studenti, questo è importante da dire. Prima dei moti c'era stato un incontro con la bassa plebe padovana, quelli che venivano chiamati i pacciolosi. Gli intellettuali vanno dai poveracci padovani, i paci, i pacciolosi, che erano soprattutto gli abitanti del Portello, e gli promettono nuovi diritti, nuova partecipazione, e questi dicono allora sì, partecipiamo a questa nuova Italia. Per cui il 48 è stato un momento particolare, con tante idee diverse che sono entrate anche in contrasto tra di loro, perché prima ho parlato dei padri della patria, ma non andavano d'accordo tra di loro, avevano idee molto diverse, ed è stato un 48 che inevitabilmente è stato anche tradito. Quelle che erano le speranze non sono state confermate. Tra queste speranze c'era anche quella di fare un'Italia plurale. Evidentemente si è fatta un'Italia centralizzata anche dal punto di vista culturale, che ha cercato più di omologare che di rappresentare tutti quanti, perché c'era il timore che altrimenti sarebbe crollato tutto. C'è anche questo da dire. Ma forse non sarebbe crollato se si andava incontro a quelle che erano le esigenze di ciascuna regione. Certo, certo. Invece questo tipo di unità, cioè c'era un detto, fatta l'Italia e facciamo gli italiani, e questa è la più grande bestemmia che è stata detta nella storia, perché gli italiani c'erano, l'abbiamo fatta, gli italiani hanno fatto il territorio italiano, chiaramente non omologati come è stato fatto. E questa frase è esattamente presente in un romanzo che invito a tutti di leggere, di Riccardo Bacchelli, grandissimo romanziere dimenticato, Il diavolo al Ponte Lungo, dove lui dice, girava questa frase, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, che erano già fatti da tanti secoli con i loro vizi e le loro virtù, non con i plebisciti risorgimentali che sono stati delle manifestazioni puramente simboliche. Bisognava fare in maniera differente. È un giudizio che diamo noi oggi, però si può ripartire da qui, è vero? Sì, anzi bisogna ripartire. Prego. Piccola chiosa su questa frase di Massimo d'Azeglio, o meglio attribuita a Massimo esatto. d'Azeglio, ma è di Ferdinando Martini, che è del 1896, che era ministro della pubblica istruzione, quindi erano già passati più di 40 anni dal 1861. E quindi
Un commento su questa frase, è un po' blasfema per gli italiani. D'Azeglio aveva pensato sì a qualcosa che aiutasse gli italiani a sentirsi parte di questo popolo, ma l'espressione è simile, ma non questa come ormai nella Vulgata viene tramandata. Ma poi nasce un'altra cosa, adesso è un dettaglio che nasce che la lingua italiana è quella di Dante, ma Dante non parlava la lingua italiana, era una sua, diciamo, un suo modo, era il volgare dell'epoca con cui scrive poi la sua grande opera che è la Divina Commedia. Quindi, ma era una forma di omologazione di tutti gli italiani. Se vogliamo capirci tutti, utilizziamo la lingua di un grande poeta, di un grande autore, e che è Dante Alighieri, e da là è nata la storia della lingua italiana, che non era naturalmente il volgare, ma divenne dopo l'unità d'Italia. Prego, a lei. A questo riguardo possiamo a questo punto metterci dentro anche San Francesco, che siamo nell'8° centenario appunto dalla morte, visto che lui con il suo Cantico delle Creature ha creato un ulteriore stigma di come poteva essere la lingua, quindi si è fatto capire dal volgo, quindi non Dante, San Francesco per quanto riguarda anche questo suo idioma, e poi i cosiddetti i trecentisti, insomma, ecco, che sappiamo, con Petrarca, Alighieri e Boccaccio. E il Boccaccio, bene. Grazie del vostro intervento, io spero che gli italiani e i nostri telespettatori abbiano seguito la nostra trasmissione cercando di capire quella che è la realtà della storia, perché qualche volta ci tacciano un po' di esagerazione, ma in realtà la storia è completamente diversa. Spesso la storia viene raccontata, diciamo, pro domo mia, cioè nel senso che a vantaggio di una storia che è stata fatta a vantaggio dei piemontesi e non a vantaggio né dei veneti né dei napoletani. Grazie. Certo, del resto si dice appunto che la storia la raccontano i vincitori. Grazie al professor Patrizio Zanella per essere stato in studio con noi, e grazie al professor Riccardo Pasqualina. Buonanotte a tutti. Grazie per averci aiutato a ricostruire questo periodo storico estremamente importante, che anticipa di pochi anni quella che sarà poi appunto l'unità d'Italia del 1861. Bene, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, grazie per essere stati con noi fino a quest'ora. Adesso vi lasciamo alla nostra programmazione, ci rivediamo venerdì prossimo. Buonanotte a tutti.